le rinunce di Turetta e della Procura Generale, una sola udienza in aula bunker per il processo d'appello all'assassino di Giulia Cecchettin, definitivo l'ergastolo con l'aggravante della premeditazione, un caso unico per giudice e avvocati. Un anno senza Alberto Trentini, catturato il 15 novembre del 2024 in Venezuela, la costanza della madre Armanda Colusso per riportarlo a casa e l'appello alla politica. E sono 10 anni dall'attentato terroristico al Bataclan di Parigi, dove fu uccisa Valeria Solesina, all'abbraccio di Venezia, la commemorazione al ponte dedicato alla ricercatrice. Alla cerimonia di commemorazione a San Giobbe anche il fratello Dario, che ricorda Valeria: mia sorella mi ha insegnato ad amare. A pochi giorni dalla nomina ufficiale alla guida dell'autorità portuale di Venezia, Matteo Gasparato segna la rotta del suo mandato. Oggi incontro con il vice ministro Rixi. La corsa da Treviso a Padova per il primo trapianto di cuore in Italia e la vita salvata al veneziano Ilario Lazzari. La notte indimenticabile di 40 anni fa, ricostruita con le straordinarie immagini dell'archivio storico di Antenna 3. Buonasera, bentrovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione veneziana dei nostri telegiornali il femminicidio di Giulia Cecchettin, con l'udienza nell'aula bunker di Mestre. Questa mattina la condanna all'ergastolo di Filippo Turetta è diventata definitiva. Situazione singolare l'ha definita il Presidente della Corte. Con sentenza di data 3/12/24, la Corte d'Assise di Venezia ha condannato alla pena dell'ergastolo e alle pertinenti pene accessorie Turetta Filippo, detenuto per questa causa dal 18/11/23, presente, difeso di fiducia, dichiarandolo responsabile dell'omicidio di Giulia Cecchettin. In data 30/10/25 l'imputato ha comunicato la propria rinuncia a presenziare all'udienza fissata avanti alla Corte. In data 6/11/25 la Procura Generale ha dichiarato di rinunciare all'appello della parte pubblica. Il processo a carico di Filippo Turetta per aver ucciso Giulia Cecchettin è finito con la condanna all'ergastolo. La breve udienza si è svolta nell'aula bunker di Mestre, dove l'imputato non era presente, di fronte alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia, che alle 10:38 ha reso nota la presa d'atto della rinuncia dei ricorsi presentati dalla difesa dell'imputato prima e dalla Procura Generale poi. La condanna di primo grado passa dunque in giudicato con il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, non di crudeltà e stalking, e Turetta, in aula rappresentato dai sostituti dei legali Caruso e Cornaviera, resterà in carcere per scontare la pena. Una situazione singolare l'ha definita il Presidente della Corte, Michele Medici, un caso unico il legale di Gino Cecchettin, nemmeno lui presente in aula come il resto dei familiari. Credo che sia proprio unico come caso, una situazione unica. Io non ne ricordo un caso di un imputato che non fece l'appello contro una sentenza di ergastolo, ma non mi ricordo casi in cui l'imputato abbia rinunciato all'appello una volta proposto. Non lo so, quello che ha motivato l'imputato a questo non è compito mio pensarci, una mia idea ovviamente me la sono fatta, ma la tengo per me. È una scelta sua che va anche rispettata, come è pur sempre un diritto dell'imputato. I diritti si esercitano e non si commentano. Una sentenza che il legale di Elena Cecchettin, sorella di Giulia, sostiene porti a riconoscere il movente di genere. Io ritengo che la Corte di fatto ha riconosciuto il cosiddetto movente di genere, cioè questi uomini spesso uccidono perché vogliono punire l'insubordinazione della donna che non risponde più alle proprie aspettative, e questa è stata una grande apertura, una spinta moderna, e io mi auguro che da questo momento in poi l'aggravante dei futili motivi, dei motivi abietti e futili, la Corte parla di motivi spregevoli, possa essere riconosciuta. Una sentenza che arriva a 2 anni dalla morte di Giulia, quando in questo periodo ancora la si cercava con la speranza di salvarla. Ricordo molto bene quella settimana che passammo a casa Cecchettin, fu surreale tutto quello che ne conseguì, e tutta la storia così assurda che abbiamo vissuto, che hanno vissuto loro in famiglia in primo luogo, e quindi questi giorni sono veramente, veramente particolari. Ma Gino ci sta dando una lezione di vita, di civiltà incredibile, e questo è l'impegno. Anche per questo è bene che oggi si concluda questa storia, perché l'impegno adesso deve essere quello del cambio culturale, che è epocale nella mia idea, nel senso che siamo veramente distanti anni luce da quello che è una possibile svolta.
10 anni dopo Venezia non dimentica Valeria Solesin. Nel ponte della città che porta il suo nome e collega Venezia alla stazione ferroviaria di Santa Lucia al campus universitario di San Giobbe, la città ha ricordato Valeria Solesin deponendo un mazzo di girasoli a 10 anni dalla tragedia del Bataclan che ha stroncato la sua vita e quella di 132 persone. Presente il fratello Dario a nome di tutta la famiglia dei genitori di Valeria, papà Alberto e mamma Luciana, impegnati in Francia in altre commemorazioni. Dario ha più volte voluto ringraziare il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per la sua presenza umana e personale dimostrata in tutti questi anni. È un simbolo dei ragazzi che credono nelle cose belle, nel volontariato, ma anche nei sogni. E l'hanno ammazzata dei terroristi con delle cause che non c'entrano niente con Valeria, che in qualche modo forse è tutto il contrario della vita di Valeria, una vita normale, semplice, che aveva grandi aspettative sull'Europa. Sono intervenuti alla commemorazione anche il prefetto Pellos e il questore Buonaccorso e la presidente del Consiglio Comunale Damiano con il vice sindaco Tomaello. La console di Francia ha ricordato l'impegno accademico di Valeria. Valeria ha studiato in scuole e in università prestigiosissime in Francia. Il suo dottorato verteva su una questione di demografia. Studiava già il fatto che in Italia la scelta di avere un secondo figlio spesso non si fa. Era il suo studio, era una ricercatrice bravissima. Il prorettore di Ca' Folcari invece ha sottolineato l'impegno a far conoscere Valeria anche agli studenti di oggi, bambini o poco più, all'epoca dell'attacco al Bataclan, come il messaggio sul ponte Ciao Valeria, che resterà esposto fino al 24 novembre, giorno in cui vennero celebrati nel 2015 in piazza San Marco i funerali di Valeria Solesin. Lei era una persona che credeva veramente che lo studio e la ricerca dovessero servire a una reale crescita della collettività e della comunità. E questa mattina alla commemorazione era presente anche il fratello di Valeria Solesin, Dario. Sempre manifestato non soltanto tramite le istituzioni del Comune di Venezia, ma anche proprio la stessa popolazione ha dimostrato nei confronti della famiglia tantissima vicinanza, tantissima commozione e anche una partecipazione al dolore veramente, dico, unica. Durante la cerimonia di commemorazione davanti al ponte che a Venezia porta il suo nome per il decennale della comparsa di Valeria Solesin, le parole del fratello Dario confermano come l'esempio della vita di Valeria siano ancora oggi un tesoro prezioso che continua a portare frutti di unione da custodire. Sempre manifestato non soltanto tramite le istituzioni del Comune di Venezia, ma anche proprio la stessa popolazione ha dimostrato nei confronti della famiglia tantissima vicinanza, tantissima commozione e anche una partecipazione al dolore veramente, dico, unica, perché mi sento di dire, di utilizzare un aggettivo come questo, perché veramente da parte della famiglia almeno nei confronti del Comune di Venezia c'è sempre stata tantissima riconoscenza. L'abbraccio di Venezia è sempre stato presente fin dai primi giorni. Dario ripercorre anche le sue difficoltà personali a tornare a Parigi e spiega perché non ha voluto mai partecipare al processo. Ero stato a Parigi giusto una settimana prima degli avvenimenti e anche successivamente ai fatti non sono più tornato a Parigi, perché volevo tenermi vivo il ricordo di mia sorella per quello che era, con quel sorriso contagioso che aveva. E ha partecipato al processo mia mamma in rappresentanza di tutta la famiglia e ha partecipato all'intero processo in prima persona, quindi ha seguito un po' tutto il filo processuale. Un anno fa in Venezuela la cattura e l'incarcerazione di Alberto Trentini, continua la battaglia della famiglia. Prelevato a un posto di blocco e arrestato il 15 novembre 2024. Da allora Alberto Trentini, cooperante umanitario del Lido di Venezia, si trova in carcere in Venezuela, nella prigione di El Rodeo, nei pressi della capitale Caracas.
In questi 365 giorni nessun capo di imputazione che ne giustificasse l'arresto. Imprigionato molto probabilmente solo come ostaggio politico. Soltanto a fine luglio, 9 mesi dopo la cattura, è stato nominato un inviato speciale per i detenuti politici in Venezuela. Laureato in storia a Ca' Foscari, un master in assistenza a Liverpool e in sanificazione dell'acqua a Leeds. Decine di esperienze sul campo, dall'Ecuador all'Etiopia fino a Nepal e Paraguay. Trentini era in Venezuela da ottobre 2024, coordinatore di una ONG francese dedita agli aiuti alle persone con disabilità. In un anno solo 3 brevi chiamate alla famiglia, in cui Trentini ha voluto rassicurare sulle sue condizioni di salute, raccontando anche di aver smesso di fumare, chiesto come stava il padre e premurato di non muovere la sua auto perché la revisione è scaduta. Impegno costante da parte dell'avvocata Alessandra Ballerini e quello della madre Armanda Colusso Trentini. Si deve parlare di mio figlio, come si è fatto per altri italiani che fortunatamente, grazie anche al clamore mediatico, hanno fatto il ritorno a casa. Vi prego, non stancatevi di parlare di Alberto, finché non me lo porteranno a casa. Appelli affinché vengano smosse coscienze e soprattutto la politica, perché nei confronti del governo venezuelano di Nicolás Maduro non si rimanga silenti, si tratti e si contratti per riportare a casa Alberto. Dalle colonne di Repubblica, la madre Armanda: Alberto ha dedicato la sua vita agli altri, ora è lui ad aver bisogno di voi. Scrivetene, parlatene, insistete, perché chi deve decidere lo faccia senza più tentennamenti. Tragica morte a Porto Marghera, il comandante della Porta Rinfuse Sea Bridle, battente bandiera del Belize, ormeggiata dal 7 novembre, ha perso la vita a seguito di un arresto cardiaco fatale. Nonostante l'immediata allerta ai soccorsi e le manovre di rianimazione dei medici del SUEM, per l'uomo, un 50enne di origini siriane, non c'è stato nulla da fare, sul posto anche la polizia di frontiera. Al porto di Venezia oggi è arrivato anche il viceministro alle infrastrutture. Il viceministro delle infrastrutture ha incontrato il neopresidente del Porto di Venezia nella sede dell'autorità portuale lagunare per confrontarsi su alcune tematiche. Il viceministro è venuto a Venezia come prima visita dopo questa serie di nomine proprio qui. Questo è un segno di grande attenzione per la città e per il porto. Un confronto prima col presidente che è entrato e che ringrazio di essersi preso carico del Porto di Venezia, che è un porto che è eccezionale, ma è un porto particolare nel nostro paese, tant'è vero che in legge io lo vorrei mettere anche come porto regolato, perché ha delle peculiarità che nessun altro porto italiano ha, ma che deve contribuire a sviluppare un territorio dinamico come il Veneto. Rixi ha poi evidenziato la necessità dei dragaggi. La mia preoccupazione è che, non crescendo da anni il mercato europeo e avendo dei problemi congiunturali anche in Germania e in Francia, noi avremo sempre bisogno di sviluppo marittimo per raggiungere altri mercati extraeuropei e consentire alle nostre aziende di crescere. E riuscire ad arrivare ad avere dei dragaggi costanti a livello nazionale con un'autorizzazione unica e cadenzata nel tempo, che eviti queste situazioni in cui sia così difficile riuscire a risolvere i problemi in laguna, e anche riuscire a accelerare le opere. Ma l'autorizzazione, spiega, deve arrivare da un altro ministero. I dragaggi non le do io l'autorizzazione, io l'avrei messa 3 anni fa l'autorizzazione. E le autorizzazioni le dà un altro ministero e ci sono altre autorità. Abbiamo creato un sistema particolarmente burocratico che ritarda tutti gli interventi, con un'esposizione di carattere penale su tantissime tematiche, che ovviamente ferma molto spesso le firme ai vari strati di burocrazia. Se noi non sburocratizziamo il paese, il miglioramento ambientale della laguna di Venezia e di Porto Marghera non viene non facendo le cose. Importante esercitazione di protezione civile a Martellago. Maxi esercitazione della protezione civile coordinata dalla Prefettura e dai Vigili del Fuoco a Martellago. L'obiettivo: testare il piano di emergenza esterno dello stabilimento Pometon, classificato tra i siti a rischio di incidente rilevante. Nel corso della simulazione è stato attivato anche il sistema di allarme pubblico IT Alert per verificare tempi e modalità di diffusione del messaggio. A Mestre è stato aperto il centro di coordinamento dei soccorsi, con la Prefettura impegnata nella direzione delle operazioni. Sul campo le squadre dei
vigili del fuoco e il nucleo specializzato hanno affrontato un incendio simulato scaturito dal surriscaldamento delle batterie di un carrello elevatore. La finta emergenza prevedeva anche la dispersione in atmosfera di polveri di zinco e stagno, oltre al soccorso e all'evacuazione di un operaio ferito. Presenti sul posto carabinieri e polizia locale di Martellago, collegati da remoto gli altri enti di Stato coinvolti. Un'esercitazione complessa finalizzata a migliorare il coordinamento tra le diverse strutture operative in caso di reale emergenza industriale. Fiaccolata in memoria delle vittime della strada domani, sabato 15 novembre a Musile di Piave. L'evento è organizzato da Alba, l'associazione che si occupa di sicurezza stradale guidata da Romina Ceccato. Il ritrovo è alle 18:30 davanti al comune di Musile di Piave, mentre l'arrivo è previsto davanti al municipio di San Donà. La corsa da Treviso a Padova per il primo trapianto di cuore in Italia e la vita salvata al veneziano Ilario Lazzari. La notte indimenticabile di 40 anni fa, ricostruita con le straordinarie immagini, davvero straordinarie, dell'archivio di Antenna 3. È con grande soddisfazione che tutto l'ospedale di Padova dà in questo momento la notizia che nelle prime ore del 14 novembre 1985 è stato qui eseguito il primo trapianto di cuore in Italia sul paziente Lazzari Ilario. Vincenzo Gallucci al suo fianco è Luigi Diana, sovrintendente sanitario dell'ospedale di Padova, a dare la notizia che tutta Italia sta aspettando. Era il 14 novembre 1985 quando in Italia si eseguì il primo trapianto di cuore. Le immagini di Antenna 3 raccontano le grandi emozioni vissute in quelle lunghe ore, il dolore per la morte per incidente stradale di un giovane trevigiano di soli 18 anni, Francesco Busnello, la gioia della famiglia di Ilario Lazzari e Vincenzo Gallucci con la sua equipe a eseguire l'espianto del cuore nell'ospedale di Treviso, poi la corsa a Padova scortati dalla polizia stradale. Poco dopo le 4 inizia l'intervento, alle 7 Ilario Lazzari ha un cuore nuovo. Schivo e ritroso, ai microfoni dei cronisti parla il professor Gallucci. Io avevo già dichiarato in passato che consideravo questo un tipo di intervento necessario. Io non sono molto emozionato. Cosa ha provato quando il cuore ha ripreso? Beh, quello è il momento più piacevole, più emozionante. Vuol dire che c'è stato qualcosa di buono. Era sicuro che sarebbe ripartito? Il cuore era un cuore sano, non doveva ripartire. Ad attendere in ospedale il fratello e la sorella di Ilario Lazzari, falegname di Vigonovo, che morirà per il virus HIV contratto durante una trasfusione nel 1992. Voi avete parlato con il professor Gallucci adesso? Sì. Cosa vi ha detto? Non cos'è parole che tu da esprimersi, insomma, perché sta una roba che sta grande anche a parlare. Una soddisfazione enorme che si vedeva in faccia. Mi dico una roba, ma adesso sono due, adesso che si chiama Francesco, non so adesso a parte sua di Uria così, perché anche stanotte così da parlare, ma no, da una delusione così, perché da una disgrazia si va a salvare una vita. Da allora migliaia di vite sono state salvate, migliaia di persone hanno donato il loro cuore. Vincenzo Gallucci questa storia l'aveva già sognata. Negli ultimi tempi a Padova ci sono stati diversi donatori, quindi con familiari e genitori che hanno accettato di fare questo atto di grande civiltà, quindi io mi auguro che anche nel futuro continui così. E da Venezia è tutto anche per questa edizione. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.